c'è un rappresentante di vini pregiati che una sera sta a casa, gli squilla il telefonino, risponde, fa pronto? E una voce gli fa buonasera, mi scusi, volevamo sapere se ha disponibilità di una bottiglia di Brunello di Montalcino, riserva reale del 1971. Quello fa sì, guardi, è disponibile. Allora mettete al culo e attaccano. Questo capitava su tutte le pure, ma guarda che maleducati screanzati. Via, e va a letto tutto un po' incazzato. Dopo circa 3 ore gli squilla il telefono un'altra volta, fa pronto? E dall'altra parte fa buonasera, stazione dei carabinieri. Mi scusi, ma per caso ha ricevuto la telefonata di un tizio che gli chiedeva una bottiglia di Brunello di Montalcino d'epoca? Quello fa sì, guardi, è stato veramente uno screanzato. Lo sa cosa mi ha detto? E il carabiniere fa no, che gli ha detto? Mi ha detto di mettermela in quel posto. Allora il carabiniere fa mi scusi, ma quanto tempo fa è successo? Guardi, circa 3 ore fa. E allora levatela dal culo che è a temperatura ambiente. C'è un vecchietto di 87 anni che si presenta dal dottore. Il dottore lo fa entrare, come se mette a sedere, fa allora, siamo qui per i soliti doloretti? Il dottore gli fa no, dottore, stavolta c'è una bella notizia, me voglio sposare. Allora fa complimenti, qualche bella anzianotta arzilla come lei? Ma che, dottore, è giovane, c'ha 25 anni. Allora il dottore come sente così fa 25 anni, ma lei capisce che è un lavorone? Lo capisco, sì, la gioventù. No, lei lo capisce che ci vorrà qualcuno dentro casa che gli dà una mano? Allora gli fa sì, ci mancherebbe. Insomma il dottore che fa? Gli segna l'antidolorifico e lo manna via. Dopo una mesata il vecchietto ritorna e fa dottore, c'è una notizia bellissima, prego mi dica. Sta ragazza è incinta. Gli fa lo immaginavo. È stata la persona che gli fa compagnia dentro casa? No, sta incinta pure lei. 2 amici di Roma devono partire in viaggio in Russia, però non conoscono manco una parola di russo. Allora parlando dicono, ma come faremo a farsi capire? E uno di due fa, ma sta buono, il russo è facilissimo, è come l'italiano, basta che alla fine di ogni parola ci metti oschi o aschi. Poi fa, ma sei sicuro? Mo te faccio vedere. Insomma arrivano a Mosca, la prima sera vanno dentro al ristorante, si mettono a sede e il primo di due chiama il cameriere e fa così, camerieroschi, ci porta un menù oschi? Arriva subito il cameriere e gli porta il menù. Quello comincia a leggere, gli fa, alloroschi, a Moschi mi portoschi un bel risottoschi alla crema di Scamposchi. Per il mio amicoschi gli porta un bel sotoschi di Kozzoschi. Il cameriere va in cucina, dopo poi gli porta il risotto e il sotè de cosse. Allora le fa, hai visto che funziona, te l'ho detto? Camerieroschi di Secondoschi ci porta a me un bel salmonoschi alla Griglioschi e per il mio amicoschi un bel pesce spada alla Griglioschi. E questo, capite, il cameriere va in cucina e gli porta tutte le due pietanze. A un certo punto arriva il momento del conto e gli fa camerieroschi, il contoschi per favoloschi. Arriva il cameriere, gli porta il conto, sti due si guardano, uno gli fa hai visto, ti ho detto che funziona. E il cameriere si guarda e gli fa regà, si andava a me col cazzo e magnavate. La moglie al marito, caro, nostro figlio è un pipparolo. E il padre gli fa ma lascialo perdere, è normale in questa età, sta nell'era della pubertà. Ho capito, ma lui è pippe e fa l'arte. Una vecchietta si presenta dal dottore, il dottore gli fa una visita generale e si accorge che c'ha il cuore veramente affaticato. Allora fa, signora guardi, mangi pulito per circa 2 mesi e mi raccomando cerchi di evitare, non faccia le scale. La vecchietta ringrazia e se ne va a casa. Passano un mese e mezzo, ritorna a fare la visita di controllo, il dottore la ricontrolla e fa così, signora la trovo veramente molto meglio, anche il cuore sta molto meglio. Allora la vecchietta gli fa, dottore, posso ricominciare a fare scale? Sì, guardi, può fare scale tranquillamente. E meno male, mi ero rotti i coglioni da scendere con la grondaia. Siamo in un bosco, ci stanno 3 cuccioli di lupetti che camminano, uno infilati dall'altro, no? A un certo punto girano per il sentiero e sono davanti a una volpe. E il primo lupetto gli ferma e fa, ciao, chi sei tu? La volpe fa, io sono la volpe. Noi siamo i lupetti, il nostro papà è il lupo. Allora la volpe si guarda e fa così. Allora dite a tuo padre che quando incontro un buon culo. Il primo lupetto via, scappa impaurito. E il secondo pure gli fa, io pure sono figlio del lupo. E allora la volpe fa così. Allora pure di a tuo padre che come un piumo un culo. E pure il secondo lupetto scappa. Gli dice la stessa cosa pure il terzo e scappano tutti e 3. Mo sti 3 lupetti camminano e tornano alla tana. Quando arrivano alla tana gli raccontano tutto al padre. Capirai, il lupo dice, sì, ha detto così, mo vedrai che gli faccio. Esce dalla tana, comincia a girare per il bosco a cercare la volpe. A un certo punto la vede su un sentiero, come la vede, gli fa, oh, ma so cazzi tua, gli comincia a correre appresso. La volpe che fa? Comincia a scappare, si cominciano a correre appresso, schivano un albero, schivano una buca, schivano una roccia, a un certo punto c'è sta un tronco vuoto, la volpe si infila lì dentro a tutta velocità e il lupo ci si infila, boom, quando ci si infila rimane incastrato col culo di fuori. La volpe gira, gli arriva da dietro, solo guarda che fa così. Zzz. E pensare che manco mandava, ma gli ho promesso ai tuoi figli. Siamo in Egitto, è il periodo dell'esodo degli ebrei. C'è Gesù che gira per il deserto
con due tavole in mano, a un certo punto incontra un beduino, gli fa così, ciao beduino, ti interessano i miei comandamenti? E il beduino gli fa, scusa, che sono sti comandamenti? Sono regole da rispettare. Quello gli fa, tipo non uccidere. Allora il beduino gli fa, ma come non uccidere? Io campo con omicidi, io ammazzo la gente, gli levo tutto. No, non mi dispiace, non li posso accettare, mi dispiace, non li voglio. E se ne va. E Gesù continua a camminare. A un certo punto incontra un Tuareg, gli fa, ciao Tuareg, ti interessano i comandamenti? E il Tuareg gli fa, che so i comandamenti? Sono regole che uno deve rispettare. E il Tuareg gli fa, è tipo non rubare. E il Tuareg gli fa, ma come non rubare? Io mi rubo i cammelli per campare, non le posso accettare queste cose, guarda, non mi interessano, grazie. E Gesù fa, ben fa niente. Gira, continua a camminare per il deserto. A un certo punto Gesù incontra un gruppo enorme di ebrei. Va là e fa così, salve ebrei, vi interessano i miei comandamenti? E il capo degli ebrei, Mosè, gli fa, che sono sti comandamenti? Sono regole che devo rispettare. Ah, ma quanto costano? Niente, è gratis. Dammene 10, va. C'è un avvocato milanese che prende un ufficio a Roma, a Via delle Milizie. Arriva il primo giorno, l'ufficio è ancora da sistemare, no? Allora, come arriva dentro al portone, va dal portiere e fa così. Guarda, scusi, io sono il nuovo avvocato. Mi fa una cortesia? Se vuole venire qualcuno in studio da me, mi avverta per cortesia al citofono. Mi fa, guardi, non si preoccupi, avvocato, ci penso io. Avvocato intanto sale su, posa lo scatolone che ha la roba sua, comincia a sistemare i faldoni, no? Si sistema la scrivania, mette il telefono, tutto quanto, i penni, sto blocco enorme. A un certo punto gli squilla il citofono, lui si alza e fa, pronto? E il portiere va, guardi, sta salendo una persona per lei. Ah, prego, lo faccia salire, lo facciamo accomodare. Allora che fa? Avvocato attacca il citofono, torna subito alla scrivania, lascia la porta socchiusa, no? Come questo entra, avvocato si fa trovare il telefono che fa così. Sì, Carlo, sì, sono io. Ok, ricordati quella causa l'abbiamo già sistemata, eh? Ci penso io come al solito, sì. E ricordati anche quel movimento dei 500.000 euro, ci mancherebbe. Non ti preoccupare, il giudice è un mio amico. Intanto gli faccio da quello, sta comodi. Sì. Ok, ti chiamo domani mattina. Ciao bello, buonasera, ciao, ci vediamo. Attacca, si gira verso quello e fa così. Salve, buonasera, come posso esserle utile? Quello gli fa, avvocato, sono il tecnico della Telecom, sono venuto a attaccare il telefono. Due amici si incontrano. Come fa? Oh, oggi va. Ma se non mi ricordo male, ma oggi non è il compleanno di tua moglie? Sì, infatti, gli sto a più regalo. Davvero, che gli fai? Pensa, lei voleva una bicicletta, gli ho regalato una collana di perle. Scusa, ma perché voleva una bicicletta e gli hai regalato una collana di perle? Ah Mario, magari mai sta una bicicletta farsa. Tra amiche, una bella e una brutta. Quella bella gli fa, che ne pensi della pillola del giorno dopo? Veramente io ho problema a scopare il giorno prima. Ci stanno due amici che stanno a giocare a golf. Arrivati alla quarta buca, il campo è costeggiato da una stradina. Su sta stradina passa un carro funebre con tutte macchine una dietro all'altra. Anche uno dei due amici che fa? Lascia la mazza per terra, si toglie il cappello e se lo mette così. Anche l'amico suo guarda e fa così. Giovanni, è incredibile, non sapevo fossi così sensibile. Questa è la dimostrazione più bella che ho visto verso i defunti. Quello suo guarda e fa così. E che vuoi fare, Mario mio? Del resto siamo stati sposati 35 anni. C'è un tizio che deve partire per un viaggio di lavoro e andare in Inghilterra, però non parla manco una parola in inglese. Allora parlando con un amico suo fa, oh, ma come farò lì a farmi capire? Io non lo so inglese. L'amico suo gli fa, ma devi stare tranquillo. L'inglese è facilissimo, è molto simile all'italiano. L'unica cosa è che devi parlare molto lento e vedrai che ti capiscono. Questo dice, vabbè, sarà così. Insomma, parte per questo viaggio, arriva a Londra, la prima sera si mette a sedere dentro un ristorante, arriva il cameriere, come arriva il cameriere questo gli fa così. Mi scusi cameriere, mi potrebbe portare un menù? E il cameriere lo guarda e gli fa, glielo porto subito signore. Anche questo lo guarda e gli fa, no, mi scusi, ma lei è italiano? Quello gli fa, sì, sono italiano anche io. Anche quello gli fa, e allora perché continuiamo a parlare inglese? Ma Ciao amici, per la balza di oggi sono tornato indietro nel tempo. Siamo all'epoca della guerra di Troia. Il famoso condottiero Perseo è dato disperso dopo una cruenta battaglia. Arriva sul posto il suo fedele servitore e si trova in mezzo a una marea di morti, fino a che vede un avambraccio che si alza lentamente. Corre subito sul posto e trova un uomo tutto insanguinato e non riesce a riconoscerlo. Lentamente gli solleva il capo, lo guarda e gli fa, sei Perseo? Sei Perseo? Sei Perseo?
E questo con l'ultimo rantolo di voce che gli è rimasto pieno di sangue gli fa 36.